Savio Girolamo, quante medaglie d'oro a questo Caseus Veneti 2013? Non ne conto, sarà due medaglie d'oro, più targa dell'ONAF, più... Miglior formaggio, miglior casaro. Possiamo dire qual è il formaggio che ha riscosso tutto questo successo? formaggio morlacco da grappa, tipico della zona, e molto anche, che adesso viene anche molto richiesto. Ma credo che il nostro direttore Bruno Bernardi e Mario Innocente, quando sono andati nel Grappa per far rifare il morlacco che non facevano più per motivi igienico-sanitari, quando vedono questi risultati debbano solamente essere orgogliosi. Le malghe non avevano più le vacche, adesso tutte sono con le vacche, tutte producono il loro formaggio e tutte vendono il loro formaggio. Questa qua è veramente una soddisfazione per Aprola, perché abbiamo sempre creduto nelle tipicità, sempre creduto in quelle nicchie che possono dare reddito in quei luoghi dove effettivamente non ci sarebbe altro per far reddito in agricoltura. I malgari di montagna sicuramente sono coloro gli unici che garantiscono le nostre montagne e la manutenzione, che portano ancora le vacche al pascolo, il bastardo, il morlacco. Sono tipici formaggi che hanno la loro nicchia, una nicchia importante, ma che hanno una qualità assoluta, perché fatti ancora come tradizione vuole da 100, 200, 300 anni, per cui sono dei prodotti che garantiscono la vita anche alle montagne, sia per il termine turistico sia per il termine dell'agroalimentare nella produzione di questi formaggi. Caseus Veneti è anche solidarietà e anche quest'anno c'è stato il premio Forme di Solidarietà andato a due realtà importanti del territorio veneto. Esatto, a due onlus, Life Inside di Eleonora Daniele per i bambini autistici e la Città della Speranza per la ricerca sempre per la leucemia sui bambini che hanno problemi. Abbiamo avuto qua oggi e ieri Eleonora Daniele e la dottoressa Stefania Fochesato, che hanno ringraziato il comparto lattiero-caseario per quel piccolo mattone che riesce a mettere a favore di chi è meno fortunato di noi. Noi abbiamo appunto questi formaggi che vengono tagliati, che vengono venduti a pezzi, e a 5 euro 3 pezzi di formaggio, e il ricavato viene dato in solidarietà. Ogni anno riusciamo a fare qualcosa per noi importante, per loro di più.